Il nostro pezzo dal passato. Sono le 8:20 e come annunciato parliamo adesso di Lido Azzurro, parliamo adesso di trasporto pubblico, ma soprattutto parliamo anche di sicurezza degli autisti e dei viaggiatori. Ricorderete il 10 marzo scorso l'ultima sassaiola venuta ai danni di un mezzo di Chima Mobilità, la decisione dell'azienda di sospendere dopo le 19 le corse serali nella borgata di Lido Azzurro, uno dei teatri in cui più spesso sono avvenuti questi fatti. Ieri è arrivata invece la decisione dell'azienda di tornare da domani nelle corse serali nella frazione di Taranto, nella periferia di Taranto, una scelta arrivata dopo il confronto con le istituzioni, con le forze dell'ordine, ma anche con i sindacati. Ne parliamo questa mattina con l'assessore comunale alle partecipate Gianni Cataldino. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, assessore, una decisione che arriva per trasferire sostanzialmente una percezione di sicurezza sia ai cittadini, ma anche, immagino, per tutelare i lavoratori insomma, che adesso potranno contare anche sul presidio della polizia locale, se ho capito bene. Sì, sicuramente la decisione va nella direzione di tutelare i dipendenti di Chima Mobilità, ma anche gli utenti del servizio bus, perché quell'ultima sassaiola in direzione di un autobus avrebbe potuto provocare un incidente, danni all'autista, ma anche ai passeggeri del bus. Chiaro, certo. Si è concordato, sì, c'è un'attività di presidio della polizia locale, che è sempre in ragione dei numeri che ha la polizia locale, ma apprezzo che i sindacati abbiano concordato con l'azienda la ripresa delle corse in attesa del tavolo tecnico che dà indicazione data in prefettura, e ringrazio il prefetto per aver subito organizzato una riunione in prefettura con le forze dell'ordine, e un tavolo tecnico che il questore dovrà indire a breve. E il questore ha proposto, mi pare, anche una sorta di tavolo permanente su questa vicenda, in modo tale da tenere il fenomeno sotto controllo e trovare insieme le modalità per contrastarlo, assessore. Sì, c'era già stata qualche settimana fa una riunione con i sindacati sempre sullo stesso tema. È chiaro che si deve agire su più fronti. Da una parte un presidio, chiaramente in ragione, torno a dire, della capacità delle forze dell'ordine e della polizia locale di presidiare. Sappiamo bene quanto sia vasto il territorio di Taranto in relazione alla popolazione, quindi una difficoltà ulteriore. Ma sono state poste in essere una serie di azioni di tutela degli autisti sui bus, e io credo che serva anche una collaborazione dei cittadini per indicare eventuali criticità sul loro territorio. Questo è importante. È avvenuto in altre realtà territoriali di Taranto. Infatti stavo per dirle questo, altrimenti rischiamo poi di puntare e usare come capro espiatorio, tra virgolette, o come modello sbagliato solo Lido Azzurro. In realtà è avvenuto in non dico quasi tutte, ma in tante aree del nostro territorio. È avvenuto in tante aree del nostro territorio, a volte in particolari giornate, tipo Halloween, altre no. Anche in ragione di quegli episodi si è avuto un fermo delle corse dei bus in quelle porzioni di territorio, ma non abbiamo inventato nulla. Situazioni come queste si verificano in tante città d'Italia, penso a Foggia, a Napoli, a Milano. La sospensione delle corse in territori in zone di porzioni di territorio in cui ci sono particolari criticità è un'azione che è già stata avviata. Poi chiaramente è un'azione che tende a responsabilizzare tutti. Ecco il perché della ripresa decisa ieri da aziende e sindacati.
Assessore, il fatto che sia così diffuso questo fenomeno, diciamo, di aggressioni o comunque di bravate che in realtà rischiano di diventare delle tragedie significative è segno del fatto che qualcosa evidentemente sta sfuggendo di mano, non siamo riusciti a recuperarla come società rispetto, immagino, anche ai più giovani e ai giovanissimi che spesso sono i protagonisti di questi eventi. C'è qualcosa che come comune o come istituzioni, come società possiamo provare a fare anche nelle scuole, intervenire in qualche modo più di quello che si fa già, immagino? Chiedo, davvero è solo una domanda. Sì. Ha ragione, io credo che già l'attività di sensibilizzazione su fenomeni come questi, così come sui fenomeni di bullismo, di violenza, vengono già portate avanti nelle scuole da tutte le forze dell'ordine e anche dal Comune di Taranto. Bisognerà probabilmente attivare anche un percorso di sensibilizzazione su questo particolare tipo di fenomeno. E allora, grazie davvero Assessore, naturalmente continueremo a raccontare tutto quello che c'è su questo fenomeno, ma anche insomma sulle scelte positive come quella di tornare, nonostante diciamo le difficoltà in quartieri complicati come Lido Azzurro. Intanto grazie a Gianni Cataldino per essere stato con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata.